Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento. In principio si parlava di alta velocità, poi si è parlato di velocità light, qualcuno parla di alta velocità farlocca. Parliamo del piano di riammodernamento delle ferrovie in Sicilia. Dubbi sono stati sollevati da più parti, di certo c'è che al termine dei lavori finanziati con 11 miliardi di euro, in parte finanziati con i fondi del PNRR, le strutture ferroviarie in Sicilia non avranno gli standard europei previsti dall'alta velocità, che per chi non lo sapesse ricordo che vuol dire che i treni devono andare ad una velocità pari o superiore a 250 km orari. I dubbi, dicevo, sono stati sollevati da più parti e oggi lo faranno anche gli ospiti che vado subito a presentarvi. Con noi collegato c'è l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Qui in studio con me c'è Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Siciliani. Grazie per l'invito, buonasera Assessore. E collegato anche, soprattutto per chiarirci alcuni aspetti tecnici, Roberto Di Maria, ingegnere dei trasporti. Benvenuto. Ecco, non la sentiamo, vediamo di sistemare l'audio. Allora, Assessore, vengo subito da lei. Anche voi avete sollevato diversi dubbi. È chiaro che non è alta velocità, ma lei stesso ha detto non è neanche alta capacità, un altro concetto tecnico che mi sono andata a studiare, che vuol dire che possono passare più mezzi da quella tratta. Voi avete chiesto anche delle integrazioni a questo progetto. Come sta andando questa interlocuzione con RFI, che è appunto il braccio operativo di Ferrovie Siciliane e Ferrovie Italiane? Assolutamente così. Abbiamo subito, dopo l'insediamento del Presidente Schifani, l'insediamento del governo regionale che è avvenuto a novembre scorso, abbiamo subito lavorato per capire quale fosse il progetto offerto per la Sicilia, e sappiamo che da parte del governo Meloni e del Ministro dei Trasporti c'è una grande disponibilità affinché la Sicilia possa avere dei collegamenti all'avanguardia, e questi 11 miliardi e mezzo che stanno per essere spesi in Sicilia sono una prova tangibile. C'è un però: le linee che sono state progettate, in alcuni casi il raddoppio ferroviario non prevede un'alta velocità, perché in alcuni casi la velocità di punta che può essere raggiunta prevede limiti di 200, massimo 220 km orari. Già il Presidente Schifani è intervenuto con il ministro Salvini, ci sono state pure una serie di riunioni con il nuovo presidente di RFI, il professore Lo Bosco, e hanno naturalmente sono ben consapevoli di alcuni disagi progettuali delle nostre linee ferroviarie. Noi vogliamo invece dotare la Sicilia di un collegamento che possa raggiungere livelli di velocità pari a 250 km orari. Allora, Assessore, a conferma di quanto stiamo dicendo, le faccio ascoltare una dichiarazione brevissima rilasciata proprio qualche giorno fa da Filippo Palazzo, che è il commissario dell'alta velocità per il Sud Italia, che ha partecipato, penso che ci fosse anche lei, a questo convegno dell'ANCE. Ascoltiamolo. Abbiamo già consegnato tutti i lotti del nuovo collegamento Palermo-Catania e Catania-Messina, quindi significa che sono state già esperite le gare e i cantieri sono stati già aperti per diversi lotti, sono in totale 10 lotti, 6 sulla Palermo-Catania, 2 Catania-Messina più 2 su Palermo-Trapani. Sono stati già consegnati le prestazioni e entro fine anno saranno operativi tutti i cantieri. Un progetto che prevede attualmente delle velocità di 200 km orari, ma che stiamo cercando di portare a 250 km orari come velocità massime. 150 km orari soltanto in alcuni punti. Vado subito da Roberto Di Maria, ingegnere dei trasporti, che conosce molto bene questo progetto. Quindi noi non possiamo parlare di alta velocità, come ha detto l'assessore, insomma, come ormai ha detto anche Dario Lo Bosco, che è il presidente di RFI e che parla di alta velocità light, che sembra un po' un modo per girarci attorno.
che il concetto di alta velocità, almeno per quanto riguarda la tratta integralmente, non si può realizzare. Lo stesso ingegnere Palazzo giustamente parla di intervento di velocizzazione a 250 in alcuni punti. Sì, intanto chiedo alla significa... regia di mostrare la tabella che abbiamo preparato appunto sull'intero progetto, che prevede appunto la lunghezza e i tempi di percorrenza ed una velocità media di 131 km/h, quindi le punte di 250 km, ok, ma la media è questa, 131 km/h? Sì, la media sarà questa, ma le punte di 250 saranno raggiungibili soltanto in alcuni punti, significa in alcuni rettilinei molto limitati. Vorrei far notare che se la velocità di progetto a 200 km/h prevede un certo tipo di curva, portando la velocità a 250 cambia completamente il tracciato appunto nelle curve per un problema di accelerazione centrifuga che non sto a spiegare. La differenza è di un quarto della velocità da 200 a 250, però le curve dovrebbero aumentare il loro raggio di 1,5 volte, quindi significherebbe cambiare radicalmente il tracciato, il che significa intervenire su alcuni rettilinei e quindi non avere dei sostanziali vantaggi da allora, questa, cambiare tracciato è già una scelta, diciamo, politica, no, Assessore? Non si può più arrivare a questo, immagino. No, assolutamente sì. In alcuni tratti si potrebbe addirittura provare a cambiare il tracciato. Cosa era successo per spiegare anche meglio a chi ci ascolta da casa? Nel vecchio progetto, quindi quello attualmente vigente, il raddoppio ferroviario in alcuni tratti era una linea, chiamiamola una linea non esattamente in parallelo alla vecchia linea ferrata. In alcuni casi invece si sta ottenendo che il raddoppio ferroviario sono due binari in parallelo che diciamo percorrono un lato e l'altro. Ma insomma, cosa succede? Noi dovremmo far sì che il raddoppio ferroviario, naturalmente quanto diceva l'ingegnere, mi trovo assolutamente favorevole, perché noi possiamo aumentare il livello di velocità oraria solamente in dei tratti e solamente quando non ci sono curve con dei gradi impervi. Però siccome nel nuovo tracciato, nel famoso raddoppio, sono previsti anche dei tracciati diciamo, di percorrenza senza curve, dobbiamo intervenire lì per il raddoppio. Poi c'è un problema anche sulle sezioni delle gallerie. In alcuni casi le gallerie possono essere percorse non oltre a 120 km/h, ma sulle gallerie si potrebbe intervenire modificando la sezione. Noi vogliamo, e voglio ricordare anche a chi ci ascolta da casa, che i tempi di percorrenza dei treni regionali in tutta Italia non è mai superiore a 165 km/h. Dopodiché noi abbiamo anche un'altra richiesta che abbiamo avanzato come media, perché ovviamente l'alta velocità in Nord Italia arriva anche a 300. No, questo non lo sanno in tanti. Devo dire che ogni tanto ci confondiamo. La velocità dei treni regionali in tutta Italia non può mai superare i 165 km/h. Sono i treni regionali, non parliamo di Frecciarossa o di Italo, che sono i mezzi che possono arrivare a 300 km/h. I treni regionali, anche quelli che solcano le linee ferrate della Lombardia o del Veneto o dell'Emilia, le punte di velocità massima che possono raggiungere è la punta di 160-165 km/h, e sono i stessi treni che ci sono in Sicilia. Abbiamo presentato qualcuno perché sono di nostra proprietà, il Blues, il Jazz, anche treni per un trasporto regionale all'avanguardia. Noi stiamo chiedendo l'alta velocità da Palermo-Catania a Catania-Messina. In più cosa stiamo facendo? Quello che ci è stato tolto dal governo Monti, cioè il famoso corridoio Palermo-Berlino con appendice Trapani, che prevedeva l'alta velocità in Sicilia passasse anche dalla dorsale nord della Sicilia, quindi la famosa Messina-Palermo, ci è stata cancellata. Noi vorremmo anche il ripristino dell'alta velocità che passi dal raddoppio ferroviario dell'alta velocità dalla Palermo-Messina.
Ci accontentiamo, tra virgolette, anche di una velocità massima che possa essere raggiungibile ed raggiunta, che riteniamo essere quella corretta, a 250 km/h, però riteniamo che con alcuni accorgimenti la velocità media che voi avete sapientemente indicato deve essere aumentata. Noi abbiamo ancora delle tratte in Sicilia che non possono essere percorse ad oltre 30 km/h. Allora, Assessore, pazzesca. voglio chiedere, allora, lei dice ci accontentiamo come Regione, chiediamo se anche i pendolari si accontentano. In effetti il tempo di percorrenza è ridotto, si parla di 1 ora e 44, quasi 1 ora e meno rispetto al tempo precedente. Ecco. Se mi consente sì. solo una battuta, i pendolari dovrebbero, cioè in tutta Italia, viaggiano a una velocità massima di 165 km/h. Noi abbiamo un problema che in alcuni tratti, soprattutto con i mezzi nuovi che hanno un peso maggiore, e quindi addirittura può capitare che, avendo acquistato treni nuovi, alcuni tratti ferroviarie non possono sostenere la velocità precedente. Quindi in alcuni casi un treno nuovo produrrà purtroppo una velocità inferiore per problemi di peso. Quindi secondo me dovremmo intervenire soprattutto per i pendolari affinché tutte le linee ferrate siciliane possano sostenere una velocità massima di almeno 165 km/h. Benissimo. Allora, concordo in parte con quanto detto dall'assessore. Dico, vero è, quando la Palermo-Catania sarà ultimata non saranno i tempi delle 2 ore e 45, ma il 2 ore e 45 si riferisce al 2015. Oggi i Palermo-Catania si attestano fra le 3 ore e le 3 ore e 10, quindi un ulteriore incremento della percorrenza. Però, preso per buono questo, io volevo solamente fare presente che nel contratto di programma 2007-2010 erano stati previsti 30 milioni per ammodernare e velocizzare la Catania-Palermo, portando i tempi di percorrenza al di sotto delle 2 ore e 30. Oggi ne stiamo spendendo 11 miliardi e 6. Dico, i tempi che dettano sono, si parla di 2 ore, poi dipende dal lancio, può essere chi parla di 1 ora e 20, chi parla di 1 ora e 44. Il problema è sfatare anche questo passaggio. Verrà l'intero tracciato raddoppiato, perché si parla che un tratto resterà a singolo binario, quindi anche questo è giusto sia per la Regione, quindi per l'assessore, dare anche questa corretta informazione, perché oltre alla farlocca alta velocità o velocità light, corre voce che c'è un tratto che resterà a singolo binario. Dico, anche questo, se ci è dato saperlo, ma anche per dare l'informazione ai nostri cittadini, non solo a chi viaggia ma anche a tutta la Regione, visto che la Regione sta facendo capo di far modificare il progetto, di alzare la velocità, quindi è giusto sapere anche questo. Assessore. Allora, attualmente il progetto prevede che a fianco del binario attuale ci sia un nuovo binario. In alcuni tratti questo nuovo binario è raddoppiato, cioè ci sono 2 binari in parallelo. Quindi di fatto oggi c'è un vecchio percorso ed un nuovo percorso che in alcuni tratti è diciamo a doppio binario. Dobbiamo fare una scelta politica: se mantenere il vecchio binario in uso con i costi di manutenzione del mantenimento di un doppio binario, o, come riteniamo noi in Regione, si debbano aumentare i tratti di raddoppio ferroviario in essere sulla Palermo-Catania. Dopodiché dovremmo fare anche altre scelte. La media-alta velocità, chiamiamolo così, che ci sarà, o velocità light, come dice Lo Bosco, o alta velocità light. Che dovrebbe esserci sulla Palermo-Catania. L'obiettivo a livello sociale sarà quello di collegare la Palermo-Catania in un breve tempo possibile, o dare un servizio anche per le zone interne della Sicilia, perché sappiamo perfettamente che i tempi di fermata nelle stazioni ferroviarie incidono
adeguatamente sui tempi di percorrenza. E Assessore, credo proprio che sia stata questa la scelta a monte. La regia può preparare questa leggenda che abbiamo preparato con i 4 percorsi alternativi che erano sul tavolo di RFI. Ecco, vediamo che c'è quello attuale, che è quello storico, che praticamente ripercorre l'attuale tracciato della ferrovia, poi c'è quello cosiddetto autostradale e quello che vedete tira in dritto e che è molto più rettilineo e che sarebbe stato più veloce. Tra poco lo approfondiremo con Di Maria. Queste erano le 4 alternative, si è scelto, come si vede, quello più tortuoso proprio perché passa dai centri abitati, quindi è stata una scelta politica. Sì, ma quanto dicevo io, a livello sociale la cittadinanza chiederà maggiori fermate o chiederà un collegamento che si fermerà ad esempio nei capoluoghi di provincia? Perché se posso, diciamo, io farvi un esempio rispetto ad un'iniziativa che abbiamo lanciato, perché il collegamento diretto della città di Palermo con l'aeroporto, abbiamo implementato alcune corse, sono 6, di cui 5 dirette, si dimezzano i tempi di percorrenza, quindi dalla stazione, ad esempio stazione Notarbarto all'aeroporto di Palermo si arriverà in 21 minuti, quando se ci fossero 11, 12, 13 fermate si arriverebbe in 40 minuti. L'idea che noi abbiamo per migliorare il collegamento in Sicilia è un treno che viaggia ad una velocità sostenuta che fa decine di fermate, o riteniamo che bisognerà avere un treno che viaggerà e si fermerà nelle città capoluogo di provincia? Queste sono scelte che possono ancora essere, sono in discussione perché saranno trattate nel prossimo contratto di servizio con il prossimo gestore. È chiaro, brevemente Malaponte e poi noi dobbiamo salutare l'assessore. Assessore, dico, l'esperienza Freccia Bianca doveva dare un segnale della inutilità del servizio. Faccio un esempio breve, cioè il Freccia Bianca che parte da Palermo, passa da Catania e va dritto dritto a Messina, è veramente strano che non fermi su Taormina, dove avrebbe avuto la possibilità di raccogliere quanto più utenze inserite in discesa e dare quindi un servizio. Ora la genialata, così come abbiamo in una nostra nota fatto presente, è vero che i tempi delle fermate all'incirca sono 3 minuti, però è anche vero che su 10 fermate 49 minuti, una sola fermata 34, i conti non tornano, perché 3 minuti per 9 fermate meno sono 27, quindi quella percorrenza del Genoa Express dovrebbe essere fatta in 22 minuti. Se fatta in 34 date la possibilità alla stazione di Francia o di San Lorenzo, dove c'è maggior flusso di turisti proprio in questo periodo, e quindi portare più gente anziché di avere un gruppo limitato di persone che si spostano da Palermo Centrale passando per Notarbartolo per raggiungere appunto Raisi. Assessore, la faccio rispondere e le chiedo anche, prima di salutarla, le faccio un'altra domanda. C'è stato qualche giorno fa un attentato ad un escavatore di una ditta che proprio stava lavorando sulla tratta Bicocca-Catena Nuova e che ha posto il tema delle infiltrazioni criminali su questa mole di appalti che si stanno andando a fare, non pensiamo poi al ponte sullo Stretto. Ecco, su questo tema la Regione si sta attrezzando? Ce l'abbiamo l'assessore oppure abbiamo perso il collegamento? Ah, è caduta la linea con l'assessore. Va bene, allora intanto noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, vediamo se riusciamo a ripristinare questa linea per salutarlo. Restate con noi perché torniamo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a discutere del piano di ammodernamento delle ferrovie, parliamo della Catania-Palermo-Messina, questo anello ferroviario che era stato annunciato come l'arrivo dell'alta velocità in Sicilia, ma alta velocità non sarà in termini tecnici, perché l'alta velocità si avrà da 250 km in su. Lo stesso presidente di RFI, che è la società di ferrovie che si occupa dei progetti, parla di alta velocità light, perché saremo sicuramente al di sotto. Con Roberto Di Maria, che è un ingegnere dei trasporti, voglio adesso analizzare nel dettaglio. Vedo che è tornato l'assessore, allora
Lo salutiamo e poi andiamo da Di Maria. Assessore, ci sente? Perfetto. Era l'ultima domanda, forse non le è arrivata perché appunto è caduta la linea. Sì. Parlavo dell'attentato che c'è stato qualche giorno fa sulla tratta Bicocca Catena Nuova ad un escavatore di una ditta proprio in subappalto della WeBuild e che stava realizzando questa tratta. Ecco, rispetto a questa mole di appalti che si andranno a realizzare, e non pensiamo tra l'altro al ponte sullo Stretto, ecco, la Regione come si sta attrezzando? La Regione è attentissima anche rispetto all'entrata in essere, in vigore del nuovo codice dei contratti. Sono tutte materie che noi già abbiamo trattato sia in Commissione Lavori Pubblici, che è la quarta commissione di competenza ambiente e territorio, che anche in Commissione Antimafia. Dobbiamo avere grande attenzione rispetto a questa mole di investimenti che ci sono per adesso in Sicilia. Riteniamo anche che un accordo anche con le autorità competenti possa far sì che ci sia maggiore, una più attenta trasparenza per gli appalti. Riteniamo che siamo sulla strada giusta, però sono episodi che naturalmente dobbiamo attenzionare. Purtroppo la lotta alla criminalità credo che sia stato un avvertimento, si ritiene almeno dal livello giornalistico, si intuisce questo, siamo assolutamente in alert, come si può dire, però naturalmente gli uffici faranno tutto il lavoro che potrà aiutare, diciamo, per far sì che gli appalti in Sicilia non subiranno pressioni dall'esterno e rallentamenti. Assessore, io la ringrazio. Un'ultima battuta al volo. Lei come piace chiamarla questa alta velocità? Le piace light? Le piace capacità? Come la vuole chiamare quella che arriverà in Sicilia? Io vorrei chiamarla, a breve la vorrei chiamare, a fine dei lavori la vorrei chiamare alta velocità, perché ritengo che con qualche accorgimento progettuale si potranno raggiungere punte di 250 km/h. Non avremo sicuramente nei prossimi anni una media oltre che si avvicinerà ai 250 km/h. L'obiettivo è quello di far viaggiare il traffico regionale dei trasporti ad una velocità di 165 km/h di media, che sembra diciamo una velocità non attenta ai tempi che stiamo vivendo, però se noi riuscissimo a fare viaggiare tutti i treni ad una velocità di almeno 165 km/h in ogni tratta, sicuramente anche il collegamento con Palermo e Catania, certo, che sono i due poli principali, si potrebbero abbattere e dimezzare i tempi di percorrenza. Sarebbe già un obiettivo, considerando che ci sono tratte in questo momento in cui si viaggia a 80-90 km/h. Io vorrei spendere una parola per i progettisti e per il grande lavoro che stanno portando avanti. Una cosa è prevedere l'alta velocità in Emilia con le caratteristiche che il territorio ha o del Veneto, una cosa è prevedere un ammodernamento ferroviario in una regione in cui i tratti montuosi sono elevati e comunque le difficoltà di progettare da un lato e di mandare avanti le opere pubbliche rispetto all'essere della Sicilia, ai meccanismi oleografici che ci sono, è assolutamente complicato. Sappiamo quanto lavoro c'è stato, ad esempio, per completare la Palermo-Messina, per le caratteristiche geografiche che avevano. La Sicilia, soprattutto al centro, la conosciamo bene, e rispetto a Catania, dove c'è anche una piana, la famosa piana che invidia tutto il mondo, a Catania, però le caratteristiche geografiche non consentono facilità di costruzione. Assessore, è un problema politico, perché se andiamo a vedere l'alta velocità, è stata fatta una galleria di 100 km fra Bologna e Firenze per l'alta velocità. Non è che hanno bucato il burro, hanno superato hanno bucato delle montagne, cosa che da noi dicono non ci sarà mai una galleria di 100 km fra Bologna e Firenze, saranno 20 km. Quindi
è volontà politica di questo, spero che lei, diciamo assessore, che se abbiamo la tecnologia per fare il ponte possiamo anche fare queste cose. Sia portavoce affinché andiamo ad ammodernare tutte le nostre tratte ferroviarie per far sì che i 165 e i 180, in realtà quasi tutta la Sicilia ce li ha con tutti i treni nuovi grazie alla Regione che circolano. Allora io se mi consentite di spendere solo una parola per il Presidente della Regione e del Governo, non c'è mai stato un attimo in cui lo stesso Presidente non abbia preso la palla in mano e abbia riferito ad un governo che politicamente naturalmente è vicino quali fossero le perplessità per questo ammodernamento ferroviario, così come è successo. Ci aggiorneremo allora, Assessore, contiamo di questa interlocuzione e capire appunto queste integrazioni che voi avete chiesto se verranno integrate nel progetto. Buon pomeriggio a tutti. Grazie mille Assessore, la lasciamo al suo lavoro. Buon pomeriggio. Volevo andare adesso, in questi ultimi minuti che ci rimangono, da Roberto Di Maria per degli aspetti tecnici che però cerchiamo di rendere più divulgativi, perché abbiamo parlato della tabella con i 4 percorsi alternativi che possiamo mostrare e volevo un po' spiegare ai nostri telespettatori le differenze, perché alla fine quello che vedete in marrone è l'attuale, quello prescelto, e sono stati scartati invece gli altri. Adesso lo vedo anche io un po' da lontano. Roberto Di Maria, in sintesi, quali erano le caratteristiche di questi progetti, di queste diverse linee di percorrenza? Ma diciamo innanzitutto che la scelta del tracciato è stata effettuata non da RFI, diciamo isolatamente, ma sotto il controllo proprio degli enti locali della regione attraverso un comitato di pilotaggio che ha quindi è sempre una progettazione scelta politica alla fine, no? Assolutamente sì, in questo ha ragione l'amico Malaponti, è sempre una scelta politica e la scelta politica è stata quella di fare una linea che non è ad alta velocità. Ripeto, come ha detto giustamente l'assessore, ci potranno essere delle punte di 250 km/h, ma in tratti molto poco significativi, per cui alla fine l'intervento, questo è un intervento più che altro di facciata, ma che arriva tardi perché la progettazione è stata fatta, ma non solo, tutti gli appalti sono stati assegnati e lei capisce che a contratti firmati diventa molto complicato trasformare una curva in un rettilineo o allargare i raggi in maniera considerevole, spostando completamente il tracciato e quindi dovendo rifare tutta la filiera delle approvazioni. L'assessore parlava anche di queste gallerie, che è un percorso diciamo difficile perché ci sono delle gallerie in cui la velocità deve essere contenuta, ci sono effettivamente molte gallerie? Assolutamente sì, guardi, in tutto l'asse Messina-Catania-Palermo le gallerie a doppia canna, quindi quelle più, soltanto per rimanere a quelle più lunghe, ammontano a un totale di 93 km. Siccome sono a doppia canna, quindi 2 tunnel affiancati, è come scavare 186 km di gallerie, cioè praticamente come se facessi un unico tunnel da Palermo a Catania. Questo per fare capire le difficoltà tecniche che ci sono in queste lavorazioni e che forse avrebbero potuto suggerire anche un piccolo sforzo in più per arrivare alle velocità che invece abbiamo nell'Italia a nord di Napoli. Per quanto riguarda le scelte di tracciato, lei ha fatto vedere quella grafica dove in effetti la scelta è ricaduta sul tracciato più lungo perché ripercorre il vecchio tracciato ottocentesco, anche se lo rettifica e lo riammoderna in maniera radicale, però mantiene la lunghezza. La soluzione autostradale, per esempio quella che vediamo in blu, avrebbe consentito una minore lunghezza di almeno 30 km a parità di opere d'arte realizzate. Per risparmiare in minuti quanto si sarebbe risparmiato? Anche 20 minuti, perché la percorrenza che si otterrà tra Palermo e Catania alla fine dei lavori sarà di 1 ora e 45 minuti. Nell'ipotesi del corridoio autostradale scendevamo ben al di sotto dell'ora e mezza. Magari può non sembrare tantissimo, ma in termini di collegamenti diretti fra 2 città importanti è un vantaggio. Ecco, però a proposito delle scelte politiche, la scelta appunto è stata toccare, a cui faceva cenno anche l'assessore, toccare o non toccare i centri abitati, il capoluogo. Mi pare di capire, vedendo il tracciato, pur non essendo un tecnico. Mi permetto di dissentire perché per esempio il tracciato autostradale passa molto vicino da Caltanissetta e con una semplice interconnessione, cioè con una diramazione, si poteva benissimo servire anche Caltanissetta. Diciamo che questa scelta progettuale mi lascia abbastanza perplesso,
però ormai le cose sono arrivate ai fatti, insomma, fatti al punto di non ritorno, per cui abbiamo un intero asse completamente appaltato. Con cantieri che partiranno tutti entro dicembre. Con cantieri che partiranno, e dobbiamo chiaramente accogliere questi lavori con quelli che sono i benefici che ci saranno, soprattutto per quanto riguarda il trasporto locale e per quello che sarà poi il trasporto merci, sperando che con il collegamento stabile sullo stretto si ricomincerà a far viaggiare le merci in treno. Ecco, volevo spiegare anche ai nostri telespettatori che il vantaggio ci sarà, non è questo in discussione, ovviamente i tempi di percorrenza, insomma Palermo-Catania saranno più vicini, però diciamo non si può parlare di alta velocità. L'assessore ottimisticamente ha detto esatto. Io credo che alla fine di questi lavori noi potremo parlare di alta velocità. Lei ci crede da tecnico che potranno essere recepite queste modifiche e che forse nel 2030 oltre si potrà parlare di alta velocità? No, io credo che le linee ormai hanno preso, la scelta è stata fatta non adesso ma almeno 5-6 anni fa, perché queste sono progettazioni che sono cominciate nel 2015, quindi questa scelta è stata fatta nella consapevolezza della regione che partecipava a queste scelte. Diciamo che la politica sta arrivando un po' in ritardo e che sicuramente non potremo avere vere linee ad alta velocità. Le dico un altro dato, sì, e poi siamo in chiusura. Lungo queste linee ci saranno delle stazioni, all'interno delle diverse stazioni, Caltanissetta, Enna, Motta Sant'Anastasia, Catena Nuova e tante altre, Roccacolumba anzi l'Ercala di Diramazione. In queste stazioni si può transitare a 135 km/h. Questo non esiste nelle linee alta velocità ferme, dove le stazioni sono una ogni 200-300 km. Benissimo, in chiusura Malaponti. Allora, io a questo punto voglio coniare il nuovo motto, da alta velocità light. In Sicilia, a differenza del continente Italia, avremo l'alta velocità 50-50 al 50%, perché a questo punto i brevi tratti al 50%, quindi alta velocità 50-50. Va bene, quest'altra denominazione. Adesso ringrazio Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Siciliani e Roberto Di Maria che ci ha spiegato gli aspetti tecnici di questo progetto delle ferrovie in Sicilia. Dobbiamo chiudere, grazie a tutti che ci avete seguito, un buon pomeriggio.